Questa volta il programma di Monumenti Aperti a Cagliari permetteva di visitare anche le sedi di alcune banche. L'escursione era fatta da studenti che raccontavano la storia del palazzo. Siamo riusciti a visitare gli uffici degli impiegati e da quelle costose sedie si vedeva una galleria bellissima. Ai due lati della stanza possiamo un attimo la chiesa di Sacra, che si trova al nord. Fatto notare come Floris è un pittore tra... Però lo cambiavano per le festività. Poi quest'altra è... Sul tetto della banca il panorama era ancora più bello. scendono e si appoggiano al piano, a seconda delle Vestiti sardi particolari, mentre nel Fusion si preferisce più su terra esprimere delle immagini di tipo sociopolitico, socio-economico. La seconda banca che noi abbiamo visitato presentava ugualmente dei capolavori di artisti sardi. Più dei libri rilegati a mano, delle pietre sonore di Pinuccio Sciola, dei quadri famosi, ci ha colpito un piccolo giardino verticale, ricavato in un balcone. che le attribuite in quest'ala della... Dopo aver sentito gli aromi di elicriso, salvia, rosmarino, timo, lavanda, abbiamo visto un albero di mirto pluricentenario. Intorno al palazzo del Consiglio regionale della Sardegna ci sono le sculture di Costantino Nivola che simbolizzano figure maschili e femminili. All'interno del palazzo abbiamo visto mappe antiche, l'ufficio del Presidente del Consiglio, ritratti dei vecchi presidenti e certo la grandissima aula del Consiglio. Nel porto di Cagliari, davanti al monumento ai caduti del mare, eravamo solo noi, le barche e i muggini. A fine giornata abbiamo visitato il lazaretto, dove ci hanno raccontato le storie tristi di tante morti. Dentro ci sono anche riproduzioni di torri costiere della Sardegna.